Va ora in onda la rassegna stampa. E certo che venire a lavorare con la valigia è sempre una sensazione strana, Simone 2? Cioè, arrivi con la valigia e quando esci di qua sei pronto ad andare a sciare. Vedi, così che si sperpera il lucroso stipendio che prendi a Radio Libertà. È così che si sperpera. Ma lo sai che prima o poi arriva anche l'aumento, e quindi potrai andare a sciare ancora più di sovente. No, scherzi a parte, spezziamo una lancia veramente per chi risparmia tutto l'anno e poi si regala qualche giorno di vacanza, magari fuori Natale, perché a Natale vuol dire proprio essere pelati peggio di Sammy Varin, ed è una cosa, insomma, una soddisfazione riuscire a stare lontano dalla vita quotidiana anche soltanto per un lungo weekend. Il buongiorno si sente dal Varin, certo. Buongiorno a Simone 2, Stefano 3 e Francesco 4. Cioè, uno non capisce più niente con tutti questi registi che ti vengono ad aiutare ad andare in onda già la mattina presto. Grazie per essere con noi, ma soprattutto grazie a voi radioascoltatori e telespettatori. Ormai non c'è più solo la radio, ma c'è anche la televisione. Potete guardarci sul sito radiolibertà.net, potete scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, cliccare sul pulsante in alto a destra, sì, perché c'è scritto radio o TV. Se clicchi su TV e vedi il faccione di Sammy Varinone, ullala! Buongiorno a chi soltanto ci ascolta con la radio DAB, gli basta e avanza, ma il bello è che con la banda DAB ci portate ovunque, da Milano a Napoli. Se viaggiate per lavoro, avete un'auto recente, controllate sulla vostra autoradio, sul vostro schermo tattile, che oltre all'FM c'è anche la banda DAB sulla vostra radiolina, e nel DAB siamo tutti in ordine alfabetico, basta cercare Radio Libertà e ci ascoltate in tutta Italia. Il buongiorno si sente dal Varin e dal nostro sito internet, eccolo qua, quello di radiolibertà.net, quello di massima controinformazione, diciamo cose che gli altri non vogliono o non possono raccontare, ma soprattutto su questo sito c'è la possibilità di aiutare la redazione di Radio Libertà, soprattutto adesso che siamo sotto Natale, con una piccola dotazione, si può dire, certo, una dotazione frinfron soldifera, versamento con carta di credito se ce l'avete. Ma cosa c'è di meglio di farsi una passeggiata quando uscite a comprare il giornale, ed è bellissimo comprarne uno almeno una volta alla settimana. Passate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi e ci scrivete il numero del conto corrente postale 37671294, lo intestate a Radio Libertà a Milano, ci scrivete contributo volontario e voilà, anche fossero soltanto 5 euro, eccola qua la bellissima riconoscenza nei confronti di noi che ci alziamo anche prima delle 5. Oggi erano le 4:45, sì, perché avevo da fare altre registrazioni e giustamente siamo qui a preparare la vostra tavola di informazione, che non è uguale alle altre, lo ricordiamo. Questa non è una rassegna stampa normale, è un qualcosa di diverso, è un programma comico, non direi, perché a volte siamo drammatici. Cerchiamo di leggere le notizie che non siano sempre quelle, ecco, diciamolo così, partendo ad esempio questa mattina. Da dove parto secondo te? No, oggi parto dal Secolo d'Italia, signori, per farvi vedere la differenza tra una parte politica e l'altra. Oggi potente, Secolo d'Italia apre con "Mi fido di lei", eccoli qua. No, il caso albanese lascia stare, ragazzi miei, mi fai venire un infarto. Ma no, assolutamente, sempre con albanese, che poi solo pensare, no, albanese già suona male, no? Mi fido di lei, è bellissimo. Zelensky a Roma, contiamo sull'Italia. Meloni,
misure condivise a sostegno dell'Ucraina. Bellissima prima pagina del Secolo d'Italia con Zelensky e la Meloni che si guardano amorevolmente. Mi fido di lei, ma il riformista scrive invece, guarda qua, mi fido di te. Cioè sembra una storia d'amore, ragazzi. Zelensky e la Meloni, che succede? Ora metto mi fido di te come canzone. Ma davvero, Zelensky dal Papa, poi da Meloni, con Giorgia vertice eccellente. Camporini, la visita una toppa sull'esclusione dai volenterosi. Cioè questi continuano ad abbracciare, a baciare. Per fortuna che c'è il manifesto quotidiano comunista. Pausa di meditazione sulle mani. Sponda anomala. E anche qui mi viene fuori la pubblicità di Now, perché il manifesto si vede che ha qualche intrallazzo, ma poverini, ma proprio il manifesto. Sponda anomala. E sì, ci sono ancora loro due, Zelensky e la Meloni, che si guardano, ma la Meloni non lo guarda tanto bene. Zelensky sì, è tutto contento. Zelensky chiude a Roma il tour degli aiuti europei. Ha bisogno di Meloni per arrivare a Trump, quanto Meloni ha bisogno di lui per non cadere nel fosso scavato tra USA ed Europa. Adesso c'è un piano euro-ucraino da presentare alla Casa Bianca, che già ne attacca gli autori. Sponda anomala, titola quest'oggi il quotidiano Il Manifesto. E già, perché Trump attacca, e se non ci credete eccomi qua sul sito del Corriere, l'attacco di Trump all'Unione Europea, nazioni decadenti guidate da leader deboli. E su Zelensky è come il Barnum del circo, un piazzista. In un'intervista a Politico, il presidente americano invita Zelensky ad accettare la situazione perché sta perdendo. Naturalmente su tutti i siti e su tutti i quotidiani poi ci sono Meloni, 90 minuti di pressing su Zelensky, evoca concessioni dolorose, appoggia la fretta USA sulle trattative. Ragazzi, quest'oggi qualunque quotidiano acquistiate trovate queste notizie, ed è chiaro che se state ascoltando me, Sammy Varin, cucù, su Radio Libertà, avete scelto qualcosa di diverso, e quindi state certi che io vado a ricercare tutte altre notizie, naturalmente passando da qui sicuramente, ma io parto dal quotidiano Il Tempo. Il Tempo di oggi apre con la notizia della paura, della nostra paura quotidiana, perché è importante pensare all'Ucraina, al Medio Oriente, alla Shura albanese, eccetera. Ma ragazzi, quando usciamo di casa noi abbiamo paura, e il Tempo ce la ricorda questa paura. Incubo capitale, apre così il quotidiano Il Tempo, stupro shock fuori dalla metro, la vittima erano 3 africani. Una 23enne violentata alla fermata Ionio, siamo a Roma. 2 la tenevano mentre un terzo abusava di lei. Gli inquirenti cercano 3 uomini stranieri. L'attacco di Salvini, castrazione chimica. Altro pensiero che abbiamo sempre avuto tutti noi e anche gran parte di voi ascoltatori, castrazione chimica, non è che veniamo lì col coltello eccetera. Se questi hanno problemi, se questi arrivano da noi in perenne emergenza sessuale, ci pensiamo noi a fargliela passare. Gliela facciamo passare chimicamente, non fa male, non fa male, non fa male. Siamo sul Tempo. La foto con Hamas, albanese nella bufera. Il gelo di Prodi, sapete già come la penso, Prodi, nonostante sia tirato fuori insieme a Rosy Bindi come nuovi leader della sinistra, non viene assolutamente ascoltato in quel di Bologna e non solo. Il professore, già critico sulla cittadinanza onoraria, questa Shura albanese, non difende la relatrice speciale dell'ONU. Il figlio della Segre dice estremista e non indipendente.
Siamo sul quotidiano Il Tempo, che oggi voglio eleggere a quotidiano del giorno, invitando tutti voi a provare almeno una volta ad acquistarlo. Se seguite Radio Libertà da Roma non c'è problema, in altre zone d'Italia a volte bisogna insistere un po' per trovarlo, ma se lo trovate non lo mollate più. Daniele Capezzone è direttore da pochi giorni di questo quotidiano e il suo editoriale si intitola "Ma domani a processo va Matteo Salvini", e ne parleremo anche quest'oggi alle 9. Avremo il sottosegretario Alessandro Morelli, di questo ed altro ne parliamo tra pochissimo. Il Tempo di ieri vi ha descritto, numeri alla mano, l'inferno di Termini e dell'Esquilino. Siamo chiaramente a Roma. Un arresto al giorno con l'80% dei fermati che sono stranieri. Avete letto bene, l'80%, in un paese in cui i residenti non italiani sono in tutto l'8% della popolazione. Cioè sono in pochissimi i residenti non italiani, l'8%, ma fanno quel cazzo che vogliono. Non vi basta? Il Tempo di oggi vi racconta la storia di un egiziano che arriva nel Grand Hotel Italia, commette un numero impressionante di reati, è destinatario di 7 provvedimenti di espulsione, ma com'è che è ancora qua? Da qualche giorno perlomeno alloggia in carcere, ma sempre qui, mica nel suo paese. E infine la notizia più atroce, quella che apre il nostro giornale: lo stupro di una 23enne domenica all'uscita della metro Ionio da parte di 3 belve ancora da acciuffare. Mentre scriviamo non ne conosciamo né l'identità né la nazionalità, abbiamo solo la descrizione attribuita alla vittima, che avrebbe parlato di 3 uomini nordafricani. Davanti a questi episodi che gridano vendetta, indovina chi va domani a processo? Un trafficante di esseri umani? I mercanti di disperati oggetto dell'ultima inchiesta del Tempo? No, a giudizio andrà Matteo Salvini, cioè un ministro che all'epoca dal Viminale si batté con forza per fermare le navi e chiudere i porti. La storia la sapete, incredibilmente mandato alla sbarra, Salvini è già stato assolto, ma in un estremo assalto la Procura di Palermo ha presentato ricorso in Cassazione, saltando il secondo grado. Morale? Anche i bambini hanno capito che una maggioranza schiacciante di italiani è favorevole a una linea più rigida contro l'immigrazione illegale, e di nuovo anche i bambini hanno capito il tasso di politicità dell'attacco giudiziario in corso da anni su questo tema. Noi qui al Tempo riconosciamo al governo l'eccellente risultato raggiunto in Unione Europea con la lista unica europea dei paesi dove si potranno rimandare i migranti, ma su tutto, espulsioni in testa, chiediamo di andare ancora più veloce. Altro che percezione, non se ne può più. Questo è l'editoriale del nuovo direttore del Tempo, Daniele Capezzone, che tra i titoli in prima pagina c'è anche Grand Hotel Italia, entra, spaccia, ruba, espulso 7 volte, ma è ancora qui. Naturalmente il vertice a Palazzo Chigi, Zelensky, mi fido di Giorgia, contatto costante con gli USA, la sfida di Putin, Donbass nostro, il caso David Rossi e quella finestra aperta sui dubbi di un paese fragile. Abbiamo visto ieri il servizio alle Iene, ormai è chiaro, si tratta di omicidio. L'intervista a Luca Zaia oggi sul Tempo, buon motivo in più per comprarlo. Fare il sindaco di Venezia? Idea romantica. Futuro a Roma? Mai dire mai. Ragazzi, ci lascia sempre tra il gnacca e il petacca. Entro dentro sul quotidiano Il Tempo, ragazzi, oggi potentissimo. Scippi, spaccio, violenze, espulso 7 volte in 2 anni ma mai rimpatriato. Ecco l'incredibile storia di un egiziano riarrestato una settimana fa a Termini. L'immigrato è riuscito sempre a farla franca alla faccia delle forze dell'ordine. Tra gli altri reati contestati, l'uomo responsabile anche di ricettazione, porto d'arma illegale e altri episodi di furto aggravato.
e ce lo teniamo, ragazzi. Beh, e c'è di buono che adesso in Egitto lo possiamo rimandare. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, la notizia terribile che fa capolino su gran parte dei giornali, per fortuna: studentessa denuncia, stuprata all'uscita della metro B1, stazione Ionio, Roma. La 23enne sarebbe stata bloccata e violentata da 3 africani. Paginone, ragazzi, paginone senza pietà. Chiaramente ci viene in mente a tutti: cosa faremmo a questi 3 africani? Oh, niente dolore, non sentiranno assolutamente nulla. Salvini propone castrazione chimica. E voi cosa ne pensate? Mi inviate un WhatsAppino? Forse non lo sapete, ma questa è l'unica rassegna stampa che si avvale del vostro consulto. Inviate il vostro messaggio WhatsApp al 340 67 09 659 e io tra un quarto d'ora vi leggo il vostro messaggio. Siamo di nuovo sul quotidiano Il Tempo, ragazzi. Il gelo di Prodi su Albanese dopo le foto coi leader di Hamas. Sapete bene come la penso, dice Romano Prodi. Il professore, già critico per la cittadinanza a Bologna, non difende la relatrice ONU, abbraccia Monti, boccia Schlein e Conte e pensa a un nuovo governo tecnico. Ma di Romano Prodi e di Rosy Bindi ne parleremo nei prossimi minuti. E però Ellie è smemorata sull'antisemitismo, ragazzi. Eh sì, nel 2017 votò a favore sull'antisemitismo, oggi invece è contro. La segretaria piddina da eurodeputata accettò la stessa definizione che ora rifiuta sul DDL del Rio. Gira a volte, gira. Andiamo avanti, ragazzi. Roba buona, signori. È una militante politica eppure estremista, non ha l'indipendenza per lavorare all'ONU. L'intervista a Luciano Belli Pace, il figlio della senatrice a vita, commenta le ultime uscite. Sempre lei, l'albanese, vuole che gli altri dicano ciò che pensa lei, come una polizia del pensiero. Interessante, eh? Più o meno è quello che vuole una certa sinistra. Se non dici e se non pensi quello che loro dicono e pensano, le prendi. E su DDL del Rio dice: è una buona proposta, non capisco le polemiche del PD. Giriamo di nuovo la pagina, la nuova tratta di esseri umani, ragazzi. Oggi Il Tempo è veramente forte. A pagina 6 si parla di migranti schiavizzati, così i trafficanti di uomini adescano vittime sul web. Profili social reclutano disperati vendendo una vita migliore. La maggior parte viene sfruttata in ambito sessuale in Europa. Sono numeri da brividi, quasi 2/3 delle vittime, il 63%, sono donne. Il 44% è destinato alla prostituzione, mentre il 36% al lavoro forzato. Sembra incredibile che nessuno glielo vada a dire. Ci sentite dall'altra parte del mare? Possibile? Intervista a Luca Zaia, pagina 8 del Tempo. Io, sindaco di Venezia? È un'idea romantica. Un incarico a Roma? Vedremo, mai dire mai. I giochi, idea mia. Siamo sul Tempo, pagina 8, con Edoardo Romagnoli che intervista Luca Zaia dopo aver fatto il pieno di preferenze alle regionali in Veneto, 203.054 voti, li hanno finiti di contare in Veneto, a differenza di qualche altra regione italiana dove sono ancora lì a contarli. In Puglia, ragazzi, contano, ma hanno tirato fuori il pallottoliere, adesso li aiuta. È atteso a Palazzo Ferrifini Luca Zaia per ricoprire la carica di presidente dell'Assemblea regionale e non intende alimentare polemiche sul suo futuro. Prima delle elezioni aveva detto: se sono un problema a questo punto vedrò di farlo diventare un problema. Direi che ha mantenuto la promessa. Dice Zaia: ne ho vissute di elezioni importanti, ricordo quella del 2020 quando ho segnato un record mai eguagliato, il 77% dei consensi con il 61% di affluenza, ma questa volta è stato diverso. Dopo 15 anni e 7 mesi alla
mi si è aperto il cuore nel vedere quei voti. È il record dei record, visto che nella storia il secondo classificato ne ebbe 80.000 in meno. E cavolo. È però un segnale di stima, anche perché reduce da un dibattito lunare. Quello sul terzo mandato? No al terzo mandato, no a mica Zaia, l'ultima volta aveva il 5%, no al nome di Zaia da nessuna parte. È forse servito il leoncino fatto con l'intelligenza artificiale? L'avete visto sui social? Sì, soprattutto per ricordare le persone che ero candidato, dice Zaia, anche per fare un po' di informazione civica, perché è complicato portare le persone a votare a novembre. È piaciuto talmente tanto che ci sono i bambini che mi fermano per sapere se ho dei peluche del leoncino da dargli. È servito anche per riportare in auge il leone di San Marco, il leone sempre in vita, dice Zaia. Ma dopo tutte queste preferenze non le va stretto il ruolo di presidente del Consiglio regionale? Dice Zaia, sono uno che ha sempre lavorato per la squadra, pur avendo delle posizioni che a volte non sono tipiche della squadra. Penso al tema dei diritti, dell'eutanasia. Mi è stato chiesto dal presidente Stefani di dare una mano in questa fase e la darò, anche perché penso di essere un profondo conoscitore dell'amministrazione regionale. E come se non la conosce Zaia? Si parla di lei come prossimo sindaco di Venezia, presidente di Eni, ministro? Davvero non ha ancora deciso? Chiede il Tempo a Luca Zaia. Vedrò. Adesso cercherò di capire anche rispetto al mio profilo quale sarà la miglior scelta che posso fare. Sindaco di Venezia è un'idea romantica, non c'è dubbio. E a Roma? Mai dire mai, ma ora sono concentrato in questa fase cruciale per il neopresidente Stefani. Parliamo di Olimpiadi, veramente porteranno 5,3 miliardi di euro di PIL? Sì, è uno studio di Banca Ifis, ci vedranno 3,5 miliardi di cittadini nel mondo e verranno almeno 2 milioni di persone. Sarà un nuovo rinascimento. Com'è nata l'idea della candidatura di Milano e Cortina? Racconta tutta la storia che ben conosciamo. Poi si è riacceso il dibattito sulla legge elettorale. È favorevole alle preferenze? Dice Zaia. La legge elettorale la sta seguendo il segretario per conto della Lega, né non è se lo stato dell'arte. Ho sempre detto che il vero tema è rimettere il cittadino al centro. È chiaro che coinvolgendo le persone è più facile che vadano a votare. Ci vorrebbe anche un election day nazionale all'americana. A fine mese il Parlamento dovrà approvare la legge di bilancio. Le critiche dicono che sia una manovra un po' magra. Meloni incolpa il governo Conte di averle lasciato un buco Scusate, sto perdendo la voce. Chiamato super bonus, il buco. Lei che ne pensa? Risponde Zaia, il governo ha fatto un ottimo lavoro. Voglio ringraziare la Presidente Meloni per lo standing internazionale che ha ridato al nostro paese e il ministro Giorgetti perché portiamo a casa uno spread che ce lo sognavamo da 20 anni. Le ricordo che nel 2011 eravamo arrivati a 600 punti di spread. E poi l'intervista va avanti, ragazzi. Vedremo, sono un uomo squadra, dice Luca Zaia, riguardo il suo futuro. Paginone oggi sul quotidiano Il Tempo, che dedica un altro paginone anche al caso della Banca di Siena. David Rossi tenuto appeso alla finestra. È una delle conclusioni presentate dalla commissione parlamentare che indaga sulla morte del manager precipitato per 14 metri dalla sede MPS. Ne parlano oggi veramente tutti i quotidiani. Ma andiamo su Repubblica, perché Trump ultimatum a Kiev è il titolo principale. Il presidente USA accetti il nostro piano, poi il voto. I leader UE deboli non sanno cosa fare, sono tutti virgolettati. Zelensky vede Meloni e risponde alla Casa Bianca, pronto a elezioni se garantirà la sicurezza. Di spalla la classifica degli ospedali, signori. Anche questa volta vince il Nord con la T finale. Sud in ritardo, è gentile Repubblica. In centropagina, però, signori, Roma, ragazza violentata all'uscita della metro.
Oro di Banca Italia verso l'incontro Lagarde-Giorgetti a Bruxelles. Siamo sul quotidiano Repubblica e io ci entro dentro perché il simbolo della sinistra ritorna a pagina 8. Prodi, l'Italia ha perso il suo ruolo in politica estera a 3 linee. All'ex premio Nobel Ispicco Monti, quella che coppia Prodi e Monti insieme. Trump ci odia, unione debole lo facilita. Schlein, ci vogliono divisi, futuro a rischio. Signori, se vi piace questo triangolo, perché c'è anche poi la Schlein, Giovanna Vitale oggi vi regala un paginone di quelli indimenticabili sul quotidiano La Repubblica. Giro la pagina velocemente perché ho paura. Il governo non arretra sull'oro di Banca Italia. Giorgetti vedrà Lagarde, il ministro fiducioso che si arrivi a una soluzione in tempo per il voto. Pronto il decreto bollette, bonus da 55 euro per redditi bassi e piccole medie imprese. La delusione delle forze dell'ordine, siamo su Repubblica, tenete conto, andranno in pensione più tardi. Nell'incontro a Palazzo Chigi nessun progresso su stipendi organici, i sindacati dicono occasione persa, staremo a vedere. Ma che ci interessa a noi è la pagina 11 di Repubblica con l'intervista ad Armando Siri. Contanti senza tasse fino ai 10.000 euro, copertura dalle banche. La manovra così non basta. A ridosso del voto decisivo in Parlamento, la Lega alza la posta. Servono nuove risorse per la flat tax degli under 35 e il blocco dell'aumento dell'età pensionabile. Ma, aggiunge il responsabile dei dipartimenti Armando Siri, anche per il raddoppio del piano casa e per assumere più agenti nelle città. Il Carroccio è pronto anche a firmare l'emendamento di Fratelli d'Italia sull'aumento del tetto al contanti a 10.000 euro. Non è un nuovo regalo agli evasori? Chiede Repubblica a Siri. Portare la soglia a 10.000 euro è doverosa, è un livello deciso dall'Europa, nulla di sovranista o sovversivo, si tratta solo di un adeguamento. Voterete insieme a Fratelli d'Italia? Per noi va bene, ma il pagamento di una franchigia mi pare un eccesso di zelo. Giorgetti è stato chiaro, poche modifiche a saldi invariati. Dove pensate di trovare le risorse per tutte queste richieste? Risponde Armando Siri. Come partito siamo al lavoro per trovare nuove coperture, ci sono strade percorribili, siamo fiduciosi sull'esito, se fosse necessario chiederemo un contributo maggiore alle banche che hanno fatto miliardi di utili. Non trova che questo lavoro sia un atto di sfiducia nei confronti del vostro ministro? Ma assolutamente no, dice Siri, tutti diamo un contributo, siamo una squadra, la politica è fatta di priorità identitarie che vanno tutelate e portate avanti. Non ha citato l'estensione della rottamazione delle cartelle, fate un passo indietro? Non si può fare tutto perché le risorse a disposizione non sono infinite, ma proveremo a dare un segnale di flessibilità sulla rottamazione quater. Chiederemo che si decada solo dopo la terza rata non pagata, non dopo la prima. In ogni caso questa manovra sarà anche la manovra della rottamazione numero 5 e questo grazie alla Lega. A proposito di priorità, insiste ancora Repubblica con Siri, perché insistete sull'oro di Banca Italia al popolo italiano? Bisogna chiarire che l'oro non è della Banca d'Italia, come c'è scritto sul sito ufficiale, o della Banca Centrale Europea, ma è di proprietà dei cittadini italiani. Banca Italia deve gestire le riserve, è un'altra cosa. Quando affido i quattrini a una banca non è che diventa proprietaria dei miei soldi. È ora di fare chiarezza, le parole hanno un peso. La BCE non è d'accordo, andrete avanti anche senza il parere favorevole dell'Eurotower? Assolutamente sì, dice Siri, pezzo grosso della Lega. Il Parlamento italiano è l'organo sovrano della Repubblica, non deve dare spiegazioni a nessuno, tantomeno alla Presidente della Banca Centrale Europea. Così quest'oggi sul quotidiano Repubblica, pagina 11, l'intervista con Armando Siri.
Sono quasi le 8? Direi di sì. Buongiorno da Sammy Varin, mi avete appena acceso. Buonasera anche a chi ci segue la sera in replica dalle 20 alle 21. Se siete fortunati, risentite parte, il meglio o il peggio di questa rassegna stampa. Ogni mezz'ora facciamo una piccola pausa musicale. Oggi abbiamo anche il salutino di questa pianista che seguiamo fin da quando era ragazzina. Quindi se facciamo così, mettiamo un gingoletto, poi ti passo la mia cantante e pianista Fiamma Velo con il suo saluto e poi il suo pezzo. Oggi ci avviciniamo lentamente al Natale e la Fiamma Velo ha una bellissima produzione di Natale sul suo canale YouTube. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti ascoltatori di Radio Libertà, vi mando i miei migliori auguri di buon Natale, che sia splendido e porti tanta serenità a tutti voi. E ve lo faccio in musica con tante musiche natalizie che potete trovare sul mio canale YouTube nella playlist Christmas Themes. Ciao ciao!
Beh, certamente se amate la musica da pianoforte non potete perdervi la pianista Fiamma Velo. Questa era Odino, con un video molto invernale che ci avvicina alla bellissima atmosfera natalizia che sono certo qualcuno di voi sta già vivendo nella propria zona, con un po' di neve, anche solo sulle montagne da guardare. Buongiorno da Sammy Varin, certamente, rassegna stampa, seguo ciò che mi dite, è minimo, arrivano tantissimi WhatsApp al 340 6709 659, qualcuno chiede pure di andare in diretta, vi capisco, ma le linee le apriremo più tardi, poi abbiamo anche degli ospiti, alle 8.45 arriva il senatore Giorgio Bergesio e alle 9 il sottosegretario Alessandro Morelli. Intanto c'è Maurizio che ci scrive: non ne possiamo più di questo burattino Zelensky, sempre a chiedere al mondo e a non concedere vie alla pace. Europa, vista la storia di 2 guerre mondiali recenti partite dalla Germania, guarda il caso, lasci il campo a chi vuole fare la pace. Meloni parli per tutti gli italiani a Zelensky che vorrebbero che pensasse all'Italia che ha molti problemi e meno bacini, abbracci e sorrisi. Chieda invece dove sono tutte le armi scomparse. Un governo di corrotti arricchiti? E quando le elezioni in Ucraina? Daniela, ciao Sammy, ma secondo me non serve la castrazione chimica con questi subumani perché vanno direttamente cacciati dal nostro paese senza perdere né tempo né soldi. Sono d'accordissimo, il problema è che certi magistrati, e purtroppo sono sempre di più, adesso si stanno alleando anche su altri fronti, ragazzi, dalla Notab adesso arrivano anche al Ponte e ci saranno anche le Olimpiadi, non lo so, c'è qualche quotidiano oggi che lancia un po' di allarmismo anche su questo fronte. È chiaro che sono magistrati che ti impediscono di mandarli al loro paese. Buongiorno Sammy, una riflessione, ma se le statistiche dicono che circa l'8% di stranieri fanno l'80% di reati, io non accuso gli stranieri che non hanno nulla da perdere, ma accuso gli organi addetti del nostro paese che è moralmente ed eticamente latitante e per niente interventista anche tramite brutali soluzioni definitive, ragazzi. Chissà cosa intende Gianluca da Milano con brutali soluzioni definitive. Erminio, ipocrisia come al solito dilagante, l'unico che ha avuto il coraggio di dire la verità è stato Cacciari. Ucraina, guerra civile, ucraini russofoni chiamano Putin per mettere fine alla strage, questo è quanto, il resto interessi e frottole. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno a te, il lagone politico oramai mi annoia, tutto uguale, tutti ripetono la loro parte a pappagallo senza interazioni positive, ci scrive Enzo. Credo che ci sia una recondita relazione tra sesso e immigrazione. Alla fine è una relazione del casso. Saluti. Queste meditazioni veramente, Musk multato dall'Unione Europea, certamente, lui risponde che va abolita, sì. Buongiorno popolo padano, ma quale bontà, la castrazione chimica è il minimo che si possa fare, mai mollare, dai Salvini e auguri per domani, scrive Giancarlo Guerra. Ancora, per i 3 stupratori nordafricani io propongo che da tori li si trasformi chirurgicamente in buoi e poi rimpatriati alla velocità della luce. Interessante, continuate a scrivere al 340 6709 659, ragazzi, siete forti, poi lo sapete, abbiamo tutta la mattina a disposizione per commentare. Giro ancora la pagina di Repubblica. Finalmente una buona notizia. Da Milano a Ancona, ecco i migliori ospedali e il Sud resta indietro. Chiaramente non è una buona notizia che il Sud resti indietro, ma noi che viviamo e tifiamo Nord siamo contenti anche per voi del Sud che venite al Nord a farvi curare. Sono usciti i dati Agenas, l'Humanitas di Rozzano è al top. In Italia sale il livello dell'assistenza, ma pesa il divario tra grandi città
e piccoli centri. Paginone, signori, se siete interessati oggi su Repubblica, ma su tutti gli altri quotidiani se ne parla. A pagina 20, in Albania, i migranti da Egitto e Bangladesh, il piano del Viminale, e ne discuteremo quest'oggi anche con Alessandro Morelli alle 9. Il governo punta a riaprire le strutture in primavera, la CEI dice centri ai margini della democrazia, e infatti altri quotidiani lo fanno notare che la CEI e Avvenire in modo particolare si schiera con la sinistra. Il Viminale ha già un piano per ripartire con i centri in Albania, scrive Repubblica, addirittura in primavera, se gli accordi sui 3 nuovi regolamenti varati lunedì dal Consiglio UE supereranno agevolmente lo scoglio del trilogo il 17 dicembre. Il trilogo, voi sapete cosa sia, ne parla Repubblica, dovete saperlo, è il trilogo. Il passaggio successivo sarà l'approvazione del Parlamento, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo patto asilo e migrazione, fissata per il 12 giugno prossimo. Vi siete accorti? Già nel pomeriggio è ripartito il qui Europarlamento, quindi quasi ogni giorno ci colleghiamo con il Parlamento italiano, ma anche con Bruxelles, con un europarlamentare della Lega, e posso dirvi che ne avremo uno di questi appuntamenti domani, giovedì, alle ore 9. Qui Europarlamento, e ci divertiamo certamente a fare il punto della situazione, dando anche delle buone notizie, come asetticamente oggi Repubblica ne parla e con più passione altri quotidiani. Siamo ancora su Repubblica perché se in taglio alto scrive referendum giustizia e la battaglia dei comitati, lite sulla data del voto, di sotto, ragazzi, che vergogna. Piero Ricci ci parla della conta infinita della Puglia, i nomi degli eletti dopo Natale. Slitta ancora la proclamazione degli eletti in Puglia. Sapete che sono state le elezioni regionali e ormai è passato un mese, a 17 giorni, solo 17 giorni dalla chiusura delle urne. Il neopresidente del centrosinistra Antonio De Caro aspetta che l'ufficio centrale elettorale certifichi almeno la sua elezione, avvenuta a furor di popolo con il 63%, risultato quasi doppio a quello del suo avversario di centrodestra Luigi Lo Buono. Non dovrebbe tardare oltre. Vabbè, ok, siamo in Puglia, ragazzi, un abbraccio alla Puglia, chi ascolta Radio Libertà nella banda DAB. Siamo alla cronaca, il grande accusatore Palumbo mi tormentava, le sue erano estorsioni. Pagina 24 di Repubblica, le rivelazioni ai magistrati del proprietario di una clinica che hanno messo nei guai il primario di nefrologia del Sant'Eugenio di Roma. Giro di nuovo e anche qui un altro problemino accaduto in un ospedale che è tra i migliori del mondo: farmaci dati per sbaglio e infermieri improvvisati. Il San Raffaele è nel caos. Milano, nelle mail dai medici le gravi accuse sul weekend in ospedale. Per tamponare l'emergenza, incentivi da 1.000 euro al personale. Praticamente nel lungo ponte dell'Immacolata non c'era personale, hanno chiamato una cooperativa esterna che non parlava neppure l'italiano, e la Miodarone, dato sbagliatamente, gli hanno dato un'altra roba, la Senstar, non fateci pensare a ste cose. Barbieri, e lo intervistano su Repubblica, certe notti tornavo in autostop, ora sono disciplinato. E poi la Pausini che si distacca dai social, mi creavano ansia e stress. Brava Pausini, la amiamo. Andiamo subito per consolarci sul quotidiano La Verità. 8° scatto in 3 anni per i 67.000 euro burocrati, signori. Ursula si aumenta lo stipendio, incasserà 35.800 euro al mese. La Bild svela l'ultimo scandalo di Bruxelles. I cittadini subiscono regole rigidissime e politiche demenziali. I funzionari godono di una scala mobile che dal 2022 ha portato incrementi al 22,8%, compresi i pensionati. L'eroina del giorno per il quotidiano La Verità è però un'altra: brutti
tutte stronze. Brigitte Macron tira un ceffone anche alle femministe. Il quotidiano La Verità ospita anche l'articolo di Francesco Borgonovo, che è ritornato sulle nostre frequenze, è tornato all'ovile radiofonico di Radio Libertà. Lo ricordiamo con una bella trasmissione che si chiama La Cittadella, che va in onda ogni martedì e ogni giovedì, quindi domani, alle ore 15. Poi potete ascoltare la replica la mattina presto o durante il weekend, assolutamente da sentire. Oggi Francesco Borgonovo sulla Verità scrive: solo accoglienza, prima gli affari, poi l'Unione Europea, i vescovi contro la stretta sugli immigrati. Ancora sulla Verità, Pignatone ha comprato case dai boss e ha fatto isolare Falcone e Borsellino. Il procuratore De Luca conferma lo scoop della Verità sugli affari dell'ex giudice di Bergoglio, la gestione del filone mafia appalti con causa delle stragi del 1992. In taglio basso, stuprata da 3 africani all'uscita della metro. Ragazza di 23 anni a Roma caccia gli stranieri delinquenti. Militari armati in casa prima delle assistenti. Nulla torna nel prelievo dei bimbi di Arezzo. Si ritorna sulla storia dell'altra famiglia nel bosco. Da 56 giorni i genitori non vedono i figli, ma gli assistenti sociali non rispondono o pensano alla loro immagine. L'altra famiglia nel bosco, nell'Aretino, è stata divisa con l'intervento di militari armati, ma per legge devono essere in borghese. Che ne dite? Interessante? Andiamo all'interno della Verità. Per Ursula e compagni l'austerità non vale, gli euroburocrati si alzano la paga. Il carrozzone ci costa 12 miliardi. Ma a pagina 10 eccola qua la notizia che ci piace: espulsioni, controlli, paesi sicuri, così cambiano le norme sui migranti. Aumenta il numero delle nazioni in cui si potranno mandare gli stranieri irregolari che arrivano in Italia. Il modello Albania adesso può diventare realtà. Che l'ANI di Fratelli d'Italia, si tratta di una vittoria del governo Meloni. In taglio basso, purtroppo, stuprata da 3 africani a Roma. Una 23enne denuncia di essere stata violentata da alcuni uomini mentre usciva dalla metro B. Il racconto shock: 2 la tenevano ferma, mentre un terzo abusava di lei. Chiaramente, signori, aspettiamo un vostro commento. Come reagire a tutto questo? Norme più severe? Castrazione chimica, come chiede Matteo Salvini? Rimpatrio immediato? Già, ma se uno di questi tocca il culo al carabiniere e dice che è gay, o se fa EC e dice che ha raffreddore, che facciamo? Scrivetemi 3406709 Sapete che i giudici si appigliano a tutto questo. Avanti con le notizie, avanti con il quotidiano La Verità. Eccola qua la verità: che i vescovi scomunicano lo stop all'accoglienza. Pagina 11. Gli alti prelati bocciano la stretta UE sui clandestini. Avvenire ribadisce subito la necessità delle porte aperte per assicurare manodopera, e la Fondazione Migrantes contesta il modello Albania proprio adesso, chi viene preso a esempio da Bruxelles. Che ne dite? Interessante? Francesco Borgonovo, il suo articolo da non perdere, e lo sapete prossimamente qui su Radio Libertà. La diocesi promuove l'amore gay, i fedeli in rivolta scrivono al Papa, pagina 14 della Verità. Vescovo di Chiavari sotto accusa, Chiavari, e cosa vuoi che si parli? Diffuso in parrocchia un libricino che racconta la vita di coppia, anche quella tra 2 maschi, nonostante la dottrina sul tema sia molto chiara e Leone l'abbia ribadita. La partita del Pride, Egitto-Iran, clamoroso autogol della FIFA ai mondiali americani. Il match che cade nella data dell'orgoglio arcobaleno vede di fronte 2 nazioni in cui l'omosessualità è illegale. Egitto-Iran, la partita del Pride.
Cambiamo argomento, non è facile, cioè certamente fa ridere, no? Però è giusto. Andiamo su Avvenire, sentiamo i nostri amici bacchettoni oggi come si sputa, come ci sputano, perché alla fine sto scherzando, dai, solo con l'Europa. In centropagina di Avvenire, il Papa che incontra Zelensky e chiede l'unità del continente per arrivare a una pace duratura. Trump attacca i leader deboli dell'Unione Europea, il presidente ucraino. Meloni cerca di mediare, ma in taglio alto, appunto, niente asilo per 2/3 dei profughi e ora l'Unione Europea nega il diritto. Sono proprio quelli della Fondazione Migrantes che ci dicono: l'Italia non è tra i paesi che accolgono più persone. L'allarme delle associazioni per le nuove regole europee. Le domande di asilo aumentano in Italia in controtendenza con il resto d'Europa, ma nel 2024 sono state bilanciate dal record di dinieghi, cioè li diciamo di no. Alle commissioni territoriali sono arrivate al 64% i no, contro una media UE del 51%, e nel primo semestre 2025 i dinieghi sono già al 69,5%. I numeri nel rapporto al diritto d'asilo Report 2025 della Fondazione Migrantes presentato ieri, e dalle associazioni arriva l'allarme sulla riforma europea in arrivo, negato il diritto. Santa polenta, che ne pensate? 340 6709 659, alleviatemi questa pena. Trump, ultimatum a Kiev, titolo principale del quotidiano Il Corriere, ma subito all'interno, che interessa a me, la pagina numero 12, migranti, la svolta UE spinge l'Italia, l'hub in Albania a regime a marzo, le nuove regole sui rimpatri, Migrantes, CEI, i CPR modello ai margini della democrazia. A partire da marzo prossimo i centri d'accoglienza per migranti in Albania dovrebbero ricominciare a funzionare a pieno regime, sulla base di nuovi regolamenti europei, nonché con un'inedita formula che potrebbe evitare il rilascio dei profughi per i quali il giudice ha deciso la sospensione del provvedimento di rimpatrio, che invece potranno essere trattenuti in vista dell'esito del ricorso. Al momento il centro di permanenza per il rimpatrio presente nella struttura di Jadè ospita alcune decine di migranti, anche se è l'unica delle 4 sezioni del complesso a essere operativa, e per ora non sarebbero previsti altri arrivi, nell'attesa che vengano applicate le disposizioni collegate a quanto deciso l'altro ieri a Bruxelles sui nuovi paesi sicuri, così come sul concetto di paese terzo sicuro. Proprio per questo motivo, nave Libra a disposizione anche per trasferire in Albania i migranti soccorsi in mare rimane all'ormeggio. La decisione, siamo di spalla, c'è un trafilettone, e per i giudici di Milano l'Egitto non è un paese sicuro. Per la sezione di immigrazione del Tribunale Civile di Milano, l'Egitto è paese non sicuro ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale, e tale quindi resterà almeno sin quando nel nuovo regolamento UE a luglio 2026, fino a luglio dovremo aspettare, non si tradurranno in norme le intese politiche raggiunte lunedì dai governi nel Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea su 7 paesi sicuri, tra cui l'Egitto. Milano, benché in questi anni molto più restrittiva di altri tribunali italiani, al pari di questi aveva già escluso sicuri, sulla scorta della sentenza dell'11 giugno 2025, quasi tutti gli altri 18 paesi che per il decreto Meloni legittimavano maggiore inammissibilità delle domande dei migranti, procedura accelerata, trasferimento in frontiera, trasferimento temporaneo in Albania, più ardui oneri della prova a carico del richiedente asilo e, in caso di rigetto, possibilità di allontanarlo pur se pende ricorso. Ma finora Milano non aveva invece preso una posizione sull'Egitto, e invece è stata presa questa posizione. Leggetevi il trafilettone così vi incacchiate per bene. Che faccio? Giro di nuovo pagina? Devo assolutamente sì, perché sul Corriere poi c'è Giorgetti che scrive alla Banca Centrale Europea sul caso oro.
Forze dell'ordine, no ad altre risorse. Il ministro incontra Lagarde, manovra, gelate le attese delle divise che si dicono insoddisfatti. Intanto c'è invece un accordo al Ministero dell'Agricoltura, intesa sul prezzo del latte, 54 centesimi al litro. Di questo e di altro parleremo alle 8:45 con il senatore della Lega Giorgio Bergesio dalla Commissione Agricoltura e parleremo della nuova PAC su cui la Lega non si dà pace, la politica agricola comune, che è una gran fregatura. Ne parliamo tra pochissimo. Giro di nuovo la pagina, signori, e vado, eccola qua. La polemica dopo la Scala, attenzione, Sala, se non erro è il sindaco di Milano, la pensa come Fontana. La politica romana non ama Milano. Ma questa è una notiziona. Attilio Fontana ha ragione, la politica romana non ama Milano e non da oggi. Il sindaco Beppe Sala non ha esitazioni nell'allinearsi alle parole del presidente della regione, perché sebbene si tratti di un autorevole rappresentante dello schieramento politico avversario del suo centrosinistra, il primo cittadino milanese non perde l'occasione per riaffermare quanto il centrosinistra sostiene da tempo. Ma dai, a questo governo Milano sta come minimo antipatica. Sul fatto che la politica romana non ami Milano ha ragione senz'altro Fontana, ha detto ieri il primo cittadino ambrosiano, ma questo sono certo non con la mia e la sua gestione, ma illo tempore, cioè da lungo tempo. E ricorderete, a compattare questo fronte è stata proprio la battuta di Fontana per la lunga assenza delle assenze, cioè se non era nessuno alla prima della Scala a rappresentare il governo. C'è un bel trafilettone oggi sul Corriere, interessante, quando diciamo qualche cosa loro dicono sì, noi l'abbiamo detta ancora prima, mamma mia, va bene, se vi piace Fico, ragazzi miei, oggi paginone sul Corriere, prima dai Mastellas ai malumori 5 Stelle, lo slalom di Fico tra partiti e poltrone, poi l'intervista a Roberto Fico, ora il rinnovamento, Napoli torni centrale, per il campo largo, progetti prima di nomi. Di spalla un bel trafilettone dedicato ad Elly Schlein e al suo antisemitismo, quando la Schlein votò sì in Europa al piano del Rio. Chiaramente aspettiamo delucidazioni su questo argomento. Ragazzi, se uscite a fare la spesa, oltre al quotidiano, quello che volete, comprate lo yogurt Müller. Ok? Perché a pagina 19 del Corriere si parla del flirt che fa scandalo, il patron dello yogurt sdogana l'ultradestra. Che paura! Fai l'amore col sapore e anche con l'AfD. Sì, Germania, Theo Müller e l'appoggio all'AfD di Wedel. Ragazzi miei, paginone, signori. Io vado a comprarlo subito, il yogurt Müller, scritto Müller, non potete sbagliare. Non manca chiaramente sul Corriere la brutta vicenda della bambina morta sull'autostrada, è stato individuato il furgone pirata, ma si ritorna poi con un intervento di Milena Santerini, già coordinatrice nazionale per la lotta all'antisemitismo, proprio sull'antisemitismo, perché una nuova legge potrebbe non servire, ne parla oggi il quotidiano Il Corriere. Violentata in strada da 3 uomini, denuncia shock di una studentessa, paginone a pagina 22 del Corriere, ma anche la notizia degli ospedali, ospedali che vanno bene, che vanno meno bene, tumori, infarti, parti, i 15 ospedali top. Ma il divario nord-sud resta profondo. La fotografia di Agenas sulla qualità delle cure. Il ministro, graduale riduzione dei cesarei. E poi le interviste. Si intervista il migliore, l'Humanitas di Rozzano, al vertice da 4 anni, vince la multidisciplinarità.
Humanitas, la D, è tutto basato sui numeri. Abbiamo ottenuto ottimi risultati nelle 7 aree cliniche valutate e tutto il gruppo sta migliorando. Ma parallelamente, oltre che l'Humanitas di Rozzano, c'è anche Mestre, l'ospedale di Mestre. Da noi il cittadino è al centro, è stata premiata l'intera rete. Mestre, il DG dell'USL, livelli top in tutte le 8 aree. È frutto di anni di lavoro costante che coinvolge dalle case di comunità agli infermieri di famiglia. Paginone oggi sul quotidiano Il Corriere, mentre la prima pagina del Fatto Quotidiano parla di manovra, niente voti al Senato in 50 giorni, alla Camera solo a Natale, maggioranza e governo ancora litigano sugli emendamenti, roba da pochi spiccioli, e i testi non si vedono, forse arrivano domani. Quando era l'opposizione la Premier urlava è la morte della Repubblica parlamentare, ma guarda un po', sul Fatto Quotidiano in centropagina, che deve fare con Trump l'Europa anziché frignare? Qualche proposta: NATO, basi USA, pace con Mosca, energia, nuovi mercati. Se ne parla oggi sul Fatto Quotidiano. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Prosegue incontrastato il dominio dell'anticiclone sulla nostra penisola. Nella prima parte della giornata avremo il sole protagonista da nord a sud, eccezion fatta per una diffusa copertura nuvolosa, a tratti anche compatta, sulla Liguria e sulla fascia costiera centrale tirrenica. Non da escludere foschie o banchi di nebbia sulla Valpadana e sulle vallate interne del centro. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti e né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva Alberto, vecchè Alberto, l'olio bulve è sempre a galla in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali, chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua, chiedete di me, fate quello che volete, io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Adriatico, Ionio, Ligure, Tirreno, Egeo, Aldebaran, Baleari, Lidico, Mar di Levante. Canto questo mare di onde piccole e leggere, questi gabbiani aerei, queste città diverse, canto i cieli tersi e le nuvole che vanno. Canto il sole caldo, canto gli antichi ulivi, canto il sale marino, canto le viti ed il vino, canto il rosso corallo e il prezioso rosmarino. E la voce va, lungo il mare va, e la voce va. Canto i minareti, le stupende sinagoghe, le immense cattedrali, le imponenti rovine, gli antichi palazzi e i verdi giardini. Canto le fontane che sussurrano la notte, canto i dolci profumi, canto gli arditi sapori, canto tutti i sogni e sussurri d'amore. E la voce va, lungo il mare va, e la voce va. Canto il superbo Adriatico, canto il Tirreno luminoso, canto lo Ionio denso di storia, canto l'Egeo misterioso del violento Mistral, della rabbiosa Vora che soffia dalle valli, impetuosa e fiera. Canto il potente Scirocco, canto i perfidi livecci, canto tutti i venti caldi e canto il profumo dei lecci, dei grandi temporali, delle tempeste infide che il marinaio teme e che la bonaccia irride. E la voce va, lungo il mare va, e la voce va. Dai. Ma che bella questa canzone e che bravo lui, ragazzi. Detto Ferrante Anguissola, nato a Cremona nel 1932. È il più antico cantautore italiano. Cercate la sua produzione su YouTube, sta per uscire con un nuovo pezzo, Detto Ferrante Anguissola. Questa era Mar Mediterraneo. Il 15 dicembre esce una nuova versione della sua Sinfonia del Mare. Il buongiorno si sente dal Varin, grazie per averci acceso anche quest'oggi su Radio Libertà, la nostra controinformazione vi sfiora ovunque voi siate, mamma mia, siete attivissimi, in catene mani e piedi, in prigione, senza neanche un minuto d'aria, processo ai giudici che li lasciano liberi. Stiamo parlando delle idee dei nostri ascoltatori da fare a stupratori e violentatori. Sammy, cosa farei a quei 3 africani? Quelli che hanno violentato la ragazza a Roma. Ti ricordi la canzone di De André e quella del gorilla? Ecco, li metterei nella gabbia insieme, così li passeranno i bollenti spiriti. Oddio, bisogna capire a chi li passano, perché questi sono belli tosti, sono abituati a vivere nella giungla. Ciao Sammy, anche se come spero e auspico Salvini verrà assolto, lo ricordiamo, ne parliamo alle 9 con Alessandro Morelli, domani ricomincia questo cavolo di processo, verrà assolto definitivamente, gli chiederei di continuare a fare il suo lavoro di ministro e vicepresidente del Consiglio, rimanendo con i piedi per terra e pungolando, vogliamo l'approvazione dell'autonomia ad esempio, ma non creando problemi a questo governo che sta lavorando bene. I nemici aspettano solo quello. Beh, certo che su alcuni argomenti come le armi
a Kiev. Siamo stati gli unici ad alzare il ditino. Ma smettetela, siete tutti uguali, il governo è succube come tutti della vigliaccheria congenita buonista. I primi da mettere in galera sono Mattarella e i magistrati. Quale castrazione chimica? Caro Marco, prendiamo le distanze, ci mancherebbe altro, in galera ci mandiamo quelli che fanno davvero dei reati. Per gli altri insomma un po' di pena a volte, perché dovrebbero essere neutrali e poi invece non lo sono. Ciao Radio Libertà, regalo per Natale Orban al posto della Ursula. Ehi, anche Babbo Natale ti direbbe di no, mi sa. Ritufiamoci sui quotidiani, signori, siamo sul quotidiano Il Giornale, anche qua baci e abbracci. Zelensky dice mi fido di Giorgia, Trump ai 27 nazioni decadenti e manda un nuovo ultimatum a Kiev. Ma oggi sul quotidiano Il Giornale si intervista il reporter colpito da una pietra a Udine. Io, giornalista sfigurato dai Propal e poi lasciato solo. Ho rischiato la vita. E Albanese attacca ancora il quotidiano Il Giornale. Tra i tanti titoli, chiaramente quello di Brigitte, il coraggio di fare a pezzi le femministe, la moglie di Macron, ne parla Oara Borselli a pagina 13, e poi la terribile notizia dell'ennesima violentata da stranieri all'uscita della metropolitana. Squadrismo Propal, lettera al Giornale, l'albanese ci attacca, vittima di killeraggio. La relatrice sostiene di aver detto ai palestinesi soltanto di resistere. L'ONU ha riconosciuto la mia correttezza. Intanto però in taglio basso c'è il colloquio con Vittorio Feltri, che è stato condannato perché ha fatto una battuta sugli islamici nella trasmissione La Zanzara. Il tribunale mi condanna per una battuta sugli islamici, non si può più scherzare. Il direttore editoriale del Giornale, quell'umor in radio mi costerà 20.000 euro. Che cosa ha detto? Che cosa ha detto? Che cosa ha detto? E non ve lo dico, se no non lo comprate il quotidiano Il Giornale. Oggi alzate il culo, mi raccomando. Giro di nuovo la pagina e immigrazione e sicurezza, le nuove mosse anti-governo. Ancora una volta, come vi dicevo, oggi ne parla Fausto Biloslavo sul quotidiano Il Giornale, toghe di traverso. Da Chiesa e ONG, coro di no alla svolta UE sui paesi sicuri. La PG di Torino, grazie a Scatasuna, niente sgombero. E in taglio basso, l'esecutivo accelera sul decreto per sbloccare il modello Albania, partenza fissata a fine gennaio. Il Consiglio dei Ministri, i nuovi regolamenti UE, Procaccini dice si va nella giusta direzione, con l'Europa che istituisce i centri di rimpatrio in paesi non membri, le due strutture italiane diventeranno le prime in assoluto. Un assoluto paginone oggi sul quotidiano Il Giornale. Le buone notizie ce le porta Camilla Conti con la sua analisi. Siamo a pagina 12. Il regalo sotto l'albero di Giorgetti per tutti noi è il rating tornato in Serie A. Spread e lavoro in crescita, l'Italia brinda all'anno nuovo. Con la formula Giorgetti, deficit in discesa sul PIL, fuori dalla procedura di infrazione e plauso dell'Ocse. Quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che si occupa anche della guerra di Brigitte contro le femministe, e Parigi si divide sull'insulto di Stato. Lady Macron sulle attiviste che avevano bloccato lo show di Habitan gli ha detto brutte stronze. Comincia a starmi un po' più simpatica, non lo so, c'è questa cosa che... siamo in Irlanda, notizia che trovate solo sul Giornale, cacciato e poi arrestato il docente che ha sfidato l'ideologia woke. Il professor Burke è stato allontanato dal suo college di Dublino, ribellatosi al giudice, è finito in manette. Il rifiuto della dottrina infernale trans, la battaglia ai dettami woke e 500
giorni di carcere. Enoch Burke è un docente irlandese di lingua tedesca. Da oltre 3 anni porta avanti una battaglia contro la sua ex scuola e la giustizia di Dublino, tutto per non aver accettato le imposizioni dell'ideologia transgender. Il calvario dell'uomo iniziato nel 2022 in seguito a uno scontro politico con l'allora preside della Wilston Hospital School di Dublino, collegio legato alla Chiesa d'Irlanda, noto per la sua lotta alle ideologie transgender e per le posizioni religiose radicali. Burke si era opposto all'uso del nuovo nome e del pronome loro, they, them, di uno studente che voleva cambiare genere. Ci hanno imposto di imporre il transgenderismo, la sua denuncia. Nonostante il congedo amministrativo, l'insegnante continuò a frequentare l'istituto. A quel punto il giudice emise un'ingiunzione che gli impediva di recarsi a scuola. La contravvenzione a questa ordinanza portò alla prima di una lunga serie di incarcerazioni. Ne parla oggi Massimo Balsamo, quest'oggi solo sul quotidiano Il Giornale. La pagina riservata alla terribile notizia della studentessa 23enne violentata di notte da 3 stranieri fuori dalla metro, e poi, per fortuna, la buona notizia dei migliori 15 ospedali italiani dove curarsi, e la Lombardia trionfa. È uscito il report di Agenas. La qualità dei servizi migliora, resta il divario nord-sud, Savigliano, Giovanni XXIII e Humanitas al top. Qui Parlamento. In ogni trasmissione di Sammy Varin, e non solo nelle mie, ci colleghiamo con il Parlamento per fare il punto delle ultime notizie con un nostro e vostro rappresentante. Grazie per essere con noi, al senatore Giorgio Bergesio. Salve! Salve, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, buone notizie si fa per dire, ma è un desiderio che avete tutti voi ascoltatori, noi lo portiamo avanti. Si parla di PAC, la politica agricola comune. Dalla Commissione Agricoltura la Lega prosegue a dire no a questa nuova PAC, no a questo fondo unico che porterebbe via risorse agli agricoltori italiani. Giorgio Bergesio, perché questo no? Dove sta l'inghippo? Spieghiamolo a chi se ne intende e a chi non se ne intende. Ma semplicemente la politica agricola comune si sta valutando la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica agricola comune 2028-2034. Quella che a luglio è arrivata come un fulmine a ciel sereno su tutti gli agricoltori, ma soprattutto sugli stati europei, ma in particolare l'Italia, dove è stato previsto un taglio di circa 65 miliardi di euro, anche forse qualcosa in più. Ieri noi abbiamo dato questo parere sulla proposta di regolamento, nella quale abbiamo in modo unanime in commissione, a questo punto non solo la Lega ma tutto il centrodestra e anche il centrosinistra presenti, abbiamo inserito una serie di osservazioni importanti, di impegni che il governo deve affrontare, perché noi assolutamente diciamo no a una politica agricola comune che taglia risorse e indebolisce gli agricoltori europei. Infatti la proposta che è stata fatta riduce il sostegno alle aziende agricole proprio mentre aumentano i costi di produzione. Guardate in questo periodo, ad esempio, del latte, che ieri è stato fissato il prezzo per i prossimi 3 mesi. Purtroppo questo prezzo non copre i costi di produzione, perciò meno risorse significa meno competitività, rischio di chiusura di aziende agricole, di allevamenti, di aziende che fanno attività di pesca, e abbandono poi, fondamentale è quello, quando io chiudo abbandono poi le aree rurali. E poi noi abbiamo detto di no anche all'accentramento al maxifondo che è previsto, che cancella l'identità agricola. Cioè noi andiamo ad accorpare la politica agricola comune, che vale 300 miliardi, in un maxifondo che può arrivare a 900 miliardi, dove dentro ci sono 540 programmi di unico fondo europeo
praticamente si indebolisce la politica agricola comune, diventa un tutt'uno con i fondi di coesione, con l'immigrazione, con le compensazioni, cioè trasformando quello che era un capitolo indistinto di bilancio dell'Unione Europea sulla politica agricola comune e mettendo l'agricoltura in un grande calderone che poi non si capisce più nulla, così che molti stati, se vogliono, tagliano tranquillamente i fondi all'agricoltura per riportarli su altre cose. E poi noi abbiamo detto questo impianto indebolisce la sovranità alimentare europea, ma indebolisce anche quella nazionale, cioè tagli, vincoli, minor sostegno alle produzioni, burocrazia, mettono a rischio la sicurezza e soprattutto la capacità dell'Europa di essere autonoma, di fare le produzioni nelle sue filiere strategiche. La filiera alimentare è una filiera straordinariamente importante. E poi ci sono troppi nuovi obblighi di burocrazia, cioè noi in questa proposta si inseriscono delle condizionalità e dei controlli che aggravano nel modo più forte e quasi impossibile da gestire l'attività degli agricoltori, senza che questi tengano conto delle differenze climatiche e territoriali che ci sono tra il nord e il sud Europa. Cioè la PAC per noi, la politica agricola comune, deve sostenere chi produce e non chi non lavora come il set-aside in passato, come chi non coltiva i campi, ma soprattutto non bisogna fare troppa burocrazia, altrimenti lo sapete meglio di me. L'agricoltore, l'allatore e il pescatore passerebbe più tempo tra le scartoffie che non a coltivare la terra, a allevare gli animali, a pescare, a fare la sua attività. Perciò questi no che noi diciamo sono un sì chiaro a un'agricoltura, quella italiana. Noi parliamo di quella italiana, ma anche quella europea, che sia più competitiva, meno burocratizzata, sia molto più sostenuta economicamente e deve essere, guardate, per noi della Lega, l'agricoltura deve essere centrale nelle scelte strategiche dell'Europa. Altrimenti questa Europa non avrà assolutamente un futuro, perché nel momento in cui noi perdiamo l'agricoltura perdiamo veramente una fetta importante di lavoro a livello europeo, ma soprattutto perdiamo la possibilità di coloro che sono la prima parte straordinaria, strategica e fondamentale della filiera del cibo che permette a tutti di vivere alimentandosi nel miglior modo possibile. Non molliamo, ne vedremo delle belle. Non molliamo mai. Grazie. Senatore Giorgio Vergesio, buon lavoro. A proposito dell'ospedale di Savigliano, ricordo che nella mia provincia di Cuneo è un'eccellenza straordinaria, perché faccio i complimenti al direttore, ai medici, agli infermieri, a tutti quelli che operano in questa struttura, perché è un'eccellenza e sono molto molto bravi e molto disponibili. Grazie senatore, alla prossima, Grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti e grazie. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, ancora una manciata di minuti con i quotidiani oggi in edicola, prima dell'arrivo di Alessandro Morelli, anche con lui i titoli principali commentati anche e soprattutto attraverso i vostri WhatsApp che stanno arrivando alla grande, grazie al 340 6709 659. Scrivete che poi li leggiamo entro le 9:30, ma poi dalle 11 a mezzogiorno sono ancora in onda con la seconda parte e oggi è mercoledì, abbiamo anche È tutto un magna con gli appuntamenti mangerecci in giro per l'Italia e i presepi e i mercatini. Libero, la voglia di sbarchi, l'incredibile rivolta rossa per avere più clandestini. Eccola qua la vera notizia. Già, la vera notizia di oggi è che ONG, vescovi e opposizione sono contro la stretta europea sui rimpatri, mentre a Roma 3 uomini di colore stuprano una ragazza fuori dalla metropolitana. In centro pagina su Libero, l'intervista con Antonio Di Pietro che accusa i cattivi maestri. Contro la polizia un clima anni 70, si rischia il morto, ma soprattutto il ritorno di Rosy Bindi. Lo scrive il nostro direttore Giovanni Sallusti. No, non è uno scherzo. Il fronte del no al referendum ora ha un volto. Rosy
Bindi, signori, chiaramente ci siamo ispirati a voi, ai vostri pensieri, ai vostri WhatsApp. Il nostro direttore Giovanni Sallusti è in onda ogni mattina alle 9:30, ma anche la sera alle 18 con i suoi editoriali che trovate da oggi anche su Instagram, su Facebook. Intanto però all'interno di Libero, Notav e antagonisti pronti a scendere al sud. Attenzione, questa è una domanda che farò ad Alessandro Morelli tra poco, per spostare la rivolta sul ponte di Messina. Le forze dell'ordine sono pronte a dare la stretta sui gruppi antagonisti che hanno messo a ferro e fuoco la Val di Susa e le piazze italiane. Allarme alto sulle Olimpiadi e sul cantiere dell'opera sullo stretto. Noi chiaramente speriamo di sbagliarci, ma visto il flop ultimamente che c'è stato sulla Notav, cioè praticamente sono rimasti soltanto quelli del centro sociale a Scatasuna a fare manifestazioni, a tirare sassi, bombe, bombette alle forze dell'ordine. Praticamente tutti i sindaci della Val di Susa sono d'accordo ormai su questa importante opera. La paura e il timore, e speriamo veramente di non fare i maghi, è che adesso queste proteste si spostano contro il ponte di Messina e contro le Olimpiadi, che ormai sono una realtà. L'opinione di Pietro Senaldi, siamo oggi sul quotidiano Libero, interessantissimo, l'Italia sta diventando il centro di raccolta dei violenti. Non sottovalutiamo il clima che nel paese si fa sempre più pesante. Non è azzardato parlare di eversione strisciante. Ragazzi, lo scrivo, eversione strisciante. Tu dici, sei un terrorista, Sammy Varin, fai il giornalista terrorista. No, questa è la verità e bisogna dirla. Oggi per scoprirla dovete acquistare il quotidiano Libero, ci sono poche palle. C'è l'intervista ad Antonio Di Pietro, che ormai è dei nostri, per colpa dei cattivi maestri rischia di scapparci il morto. Siamo a pagina 3 di Libero. L'ex magistrato è stato anche commissario di polizia negli anni 70. Il clima è lo stesso e chi dice di no mente. C'è istigazione a delinquere. L'albanese? Ma chi è per dare giudizi? Ragazzi miei, intervista di Fabio Rubini oggi ad Antonio Di Pietro sul quotidiano Libero, con l'annuncio di una nuova mobilitazione, signore e signori, un nuovo sciopero generale. Indovinate quale giorno? Venerdì! Ennesimo sciopero generale della CGIL, a Milano sul palco il leader della FIOM. Sappiatelo. L'incredibile rivolta rossa per avere più clandestini. ONG, vescovi e sinistra contro la stretta europea. Ve ne siete accorti dalla mia rassegna stampa di questi giorni? La CEI boccia il modello Tirana, il quotidiano Avvenire. È ai margini della democrazia, dicevano ieri. All'assalto pure il PD. L'accordo raggiunto a Bruxelles non sblocca i centri per migranti. Mediterranea dice la decisione comunitaria è un grave attacco ai diritti umani. E naturalmente a farla da padrone quest'oggi sui giornali ben pensanti è Rapporto Migrantes, messo proprio in taglio alto su Avvenire. Il modello dei centri in Albania è ai margini della democrazia ed è un laboratorio per l'estensione extraterritoriale del controllo. Chiara Braga, deputata del PD, dice l'accordo sui rimpatri raggiunto a Bruxelles è un passo indietro sui diritti che non cancella l'enorme spreco di risorse. Matteo Orfini, deputato Dem, i centri in Albania non potranno funzionare nemmeno dopo il via libera UE, restano uno dei più grandi fallimenti del governo Meloni. Alegher, quest'oggi paginone sull'incredibile rivolta rossa per avere più clandestini sul quotidiano Libero. Vi sto invogliando a comprare un giornale quest'oggi. Facciamo 4 passi che c'è una bella giornata di sole. Il caso ai mondiali di calcio americani, Egitto-Iran, il match LGBT, ma lì l'omosessualità è reato. La partita del 26 giugno negli Stati Uniti è stata scelta per promuovere i diritti arcobaleno. Peccato che entrambi i paesi puniscano le unioni gay.
Chiaramente in taglio basso Brigitta alle femministe gli dice brutte stronze, ma poi, signori, la bella notizia del giorno, l'ultima trovata della sinistra, non sanno più a cosa aggrapparsi. Signore e signori, bambine e bambine, riecco Rosy Bindi. Sarà il volto di punta del fronte del no al referendum sulla giustizia. Avrà un successo della miseria. L'ex presidente PD è stata scelta come guida della campagna contro la separazione delle carriere per i magistrati. Non poteva esserci testimonial migliore per il governo. A fare l'articolo è il direttore di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, che troverete tra una mezz'oretta su queste frequenze. In taglio basso, Fico, che si tiene la sanità per sé e attacca l'autonomia. Sì, ci ha fatto impressione che la prima frase che ha detto il neogovernatore è stata quella sulla autonomia. Non ve la faremo fare! Il governatore fatica a comporre la giunta, ma si prende la delega più pesante, priorità alle prestazioni pubbliche, chiaramente da non perdere. L'articolo su Fico, che viene anche intervistato oggi sui quotidiani. Un abbraccio a Fiorello, anti-boicottaggio, signori. Lo showman ieri le ha suonate alla sinistra nella sua trasmissione, mi pare su Radio 2. Il conduttore contro le polemiche su Passaggio al Bosco, compagni, dovevate applaudire, e difende Facchinetti, insultato per Atreju. Ne parla a pagina 13 oggi Lorenzo Cafarchio, solo sul quotidiano Libero, che parla anche del flop di Zero Calcare, Augias e Scurati. La fiera chiude con 105.000 visitatori, fallisce la campagna di scrittori intellettuali contro la presenza dei marchi di destra che hanno esaurito i libri in vendita ai loro stand. Un clamoroso boomerang. La famiglia nel bosco verso l'Australia. La viceconsole nella struttura protetta di Chieti. Il padre Nathan non scarta l'ipotesi di trasferirsi, ma i gemelli non hanno il passaporto. Martedì si riunisce la Corte d'Appello per decidere sul ricorso proposto dai genitori, attesa la decisione dei giudici dei minori. Questo ed altro sul quotidiano Libero. E lo so, dovrei andare avanti ancora un bel po', accidentaccio. La terribile notizia della quindicenne trovata morta in un cortile condominiale a Roma. Accorgersi del cadavere un uomo che ha chiamato i soccorsi. La ragazza si sarebbe gettata da una finestra. 15 anni. L'ultima, e poi mi fermo, sempre sul Libero, a pagina 19, dal 18 gennaio si cambia. Certificato di malattia, fammela vedere Simone, perché questo è potente. Certificato di malattia, basta una videochiamata. Praticamente sarà il medico di famiglia a visitarvi senza toccarvi, senza conoscervi, con una videotelefonata. Praticamente già non facevano un cazzo, ora... Come ti permetti? Ma come ti permetti? Il medico di famiglia controllerà lo stato di salute dell'assistito tramite computer. Rivoluzione anche per le ricette, per i cronici varranno 12 mesi. E meno male, ragazzi miei, ogni volta, ogni mese fagli la lista a questi poveri dottori che sono diventati dei segretari. Ci fermiamo, arriva Alessandro Morelli, restate lì. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Sera signorina, kiss me goodnight.
sempre pause musicali assolutamente interessanti, anche perché i nostri sono artisti assolutamente sconosciuti a livello nazionale. E signori e signori, era Victoriana di Sergei Komenko che ci porta all'appuntamento con Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E lo ringraziamo per essere con noi, per regalarci una manciata di minuti per fare 4 chiacchiere sugli argomenti del giorno. Il sottosegretario Alessandro Morelli, ciao! Buongiorno Semi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, come va? Come va? Io sono l'unico giornalista che ti chiede come va Alessandro, visto che ci conosciamo da un po', sei stato anche direttore di questa radio tempo fa, insieme anche a Matteo Salvini e ancora prima. Hai sbirciato qualche quotidiano? Qual è la notizia che oggi più ti preme di lanciare? Proprio anche fisicamente ai nostri ascoltatori, perché bisogna tenerli svegli, bisogna dire alzate il culo e andate a comprare questo giornale perché parla di questa cosa. Alessandro. Beh, guarda, sono rimasto abbastanza colpito del fatto che finalmente il Corriere della Sera si sia accorto di un'iniziativa della Lega che prende, diciamo, è partita dal amico e collega Claudio Borghi, quello del caso oro alla BCE, e il Corriere se ne accorge a pagina 13, stavo proprio sfogliando il Corriere, con Giorgetti che scrive alla BCE sul caso oro, così lo definisce il Corriere. Un caso che è veramente interessante. Qualcuno penserà i soliti sovranisti vogliono riportare l'oro del popolo sul territorio nazionale. In realtà diciamo che la mossa di Borghi, che poi si è tramutata da una proposta di legge firmata dallo stesso Borghi a un emendamento in finanziaria di Fratelli d'Italia che mira più o meno agli stessi obiettivi. Beh, insomma, Borghi vuole sostanzialmente far scrivere nero su bianco che i forzieri pieni d'oro, l'Italia, forse i nostri ascoltatori e noi stessi non lo sapevamo, ma ora lo sappiamo, è il quarto possessore mondiale di riserve d'oro. Queste riserve sono un po' nella Banca d'Italia, fisicamente proprio, un po' nella Banca d'Italia, un po' in Svizzera e un bel po' nella Federal Reserve, sapete, l'Infort Knox, quella diciamo mega cassaforte protagonista di molti film. Beh, insomma, il tema qual è? È un tema molto semplice da spiegare. Quell'oro è dello Stato, del paese. Ora, ci sono dubbi che devono essere fugati. Sai, Sammy, quei non detti che poi alla fine purtroppo ti ritrovi che il non detto che non viene esplicitato nei tempi giusti e nei modi giusti diventa qualcosa che tu ritenevi fosse certo e che in realtà qualcuno ha interpretato in maniera diversa, e siccome col tempo, col passare delle norme, eccetera, eccetera, alla fine quell'altro ha ragione. Quindi il dubbio che ha instillato Borghi è il seguente: ma siamo proprio certi, noi vogliamo avere nero su bianco che quella riserva di oro è dello Stato italiano? Ora la BCE ha cominciato già a dire, beh, ma cosa serve un emendamento di questo genere? Ma è chiaro. No, scusa, com'è chiaro? Se è chiaro, se è così chiaro a tutti, scriviamolo nero su bianco. Ora, sembra diciamo, un'iniziativa capziosa della quale insomma il solito sovranista, cattivo, leghista Borghi vuole mettere i bastoni tra le ruote, ma in questo caso chiede, non sta né dicendo di uscire dall'euro, né sta dicendo di stoppare i fondi per la guerra in Ucraina, sta dicendo: tutti sappiamo che i forzieri sono pieni di oro e quell'oro è dell'Italia.
visto che tutti lo sappiamo, scriviamolo. Nessuno lo vuole scrivere, tanto che la BCE ha scritto una lettera al governo italiano, appunto rassicurando che insomma non c'è alcun bisogno di un emendamento di questo genere, di una scrittura all'interno addirittura di una norma, di una tesi di questo genere, però alla fine non lo scrivono. C'è bisogno, come riporta il Corriere della Sera, del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che risponde alla BCE e chiede appunto di avere quella rassicurazione. Addirittura il Corriere dice oro al popolo. La proposta, dice Giorgetti nella missiva a Francoforte, è volta a chiarire l'ordinamento interno, quindi nell'ambito delle regole nazionali, che la disponibilità e la gestione delle riserve auree del popolo non sono in capo alla Banca d'Italia in conformità sono in capo alla Banca d'Italia in conformità alle regole e ai trattati, quindi che la BCE non ci può mettere il becco su questo cavolo di oro. Non lo vogliono scrivere. Sammy, tu adesso mi hai fatto una domanda, come stai? Io so che insomma sarei un po' più contento di sapere che le 2000 e passa tonnellate di oro che i nostri padri e i nostri nonni hanno accantonato siano ancora nostre. Secondo te? Cosa mi dici? Perché io ho una visione interna al governo, quindi magari sono anche parziale nella mia lettura. Ecco, tu che magari hai letto le notizie ma non avevi magari la profondità di tutte queste cose che sono avvenute, dammi tu una tua lettura. Guarda, io ti dico soltanto che ho visto 10 minuti ieri la 7 e ci stavano sbertucciando in maniera vergognosa. Ormai quella trasmissione sulla 7 è diventato un covo, se la cantano e se la suonano contro il governo. Quelli sono stati dei campioni. Sì, no. Anche sulle Olimpiadi. Assolutamente, è chiaro che adesso... Allora, vai. la settimana, poi, no, ma rispondimi su sta cosa. Quindi, cosa ne Lo abbiamo perso? Abbiamo perso Morelli, adesso lo ritroviamo. No, io sono esterrefatto soprattutto perché nella stessa pagina delle Corriere, a pagina 13, e dove appunto si scrive, ve l'ho presentata prima, Giorgetti scrive alla BCE sul caso oro, forze dell'ordine no ad altre risorse, e sono scioccato perché nella stessa pagina che uno ti fa pensare anche questo articolo, e vedo che sta facendo pensare anche voi ascoltatori di Radio Libertà al 340 6709 659, mi state dicendo peste e corna sull'argomento oro. Nella stessa pagina la cosa terribile che mi dava un po' di speranza, dico forse se ne è accorto anche il Corriere, nella stessa pagina c'è la fotografia di Romano Prodi e Mario Monti che hanno vinto il premio ISPI 2025. Qui Alessandro mi hai rovinato la giornata politica giornalistica con questa fotografia. Non volevo terribile. Assolutamente, ma riprendo dalla 7, visto che li hai citati. La settimana scorsa mi incrociano durante un evento legato alle Olimpiadi invernali. Racconta. E siccome noi con il Ministero delle Infrastrutture abbiamo realizzato il sito Benchmark. Benchmark vuol dire il sito che, in questo caso il sito Una Cosa Benchmark, è quella cosa che deve essere presa a riferimento per tutti quanti coloro i quali si occupano di quella determinata materia come un faro, come una cosa eccezionale, bellissima, meravigliosa, che devono che tutti gli altri alla quale devono ambire ad arrivare a quel punto. Ora, il Ministero delle Infrastrutture su nostro mandato ha istituito un sito di Simico che tutti potete andare a vedere, la società Infrastrutture Milano Cortina, Simico, che è appunto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Salvini, che è un sito benchmark, quindi che è un faro in Europa per quanto riguarda tutta la qualificazione di trasparenza legata alle opere. Quindi se tu adesso vai sul sito, su quel sito puoi trovare esattamente quante opere sono state finanziate, quante opere sono in corso di approvazione, realizzazione, quante opere sono finite legate alle Olimpiadi. Quindi la trasparenza, da quello che so,
è uno degli aspetti che è maggiormente richiesta non solo dall'opinione pubblica ragionevolmente, ma anche dai colleghi giornalisti che vogliono essere debitamente informati. Ora quindi il Ministero delle Infrastrutture di Salvini ha fatto il sito migliore d'Europa sulla trasparenza. Ora, ci sono i lati positivi della trasparenza e quindi che possiamo dire noi tranquillamente che abbiamo il cuore in pace rispetto a quanto stiamo facendo, tanto che mettiamo sul sito esattamente con una cadenza praticamente settimanale tutto il processo di realizzazione delle opere olimpiche, che siamo talmente sereni e tranquilli che stiamo andando avanti. Ora, è evidente che però la trasparenza ha anche dei limiti, e i limiti sono i seguenti: se chi legge con le orecchie d'asino attaccate al cappello, evidentemente c'è qualche problema di interpretazione di questi siti. E perché sfotto un po' i colleghi, gli amici di La 7, ma anche di Report, che logicamente fanno lo stesso tipo di mestiere. Però lo fanno non con le orecchie d'asino, è questo che mi dà più fastidio. Fossero semplicemente degli asini, vabbè, me ne farei una ragione, cercherei di spiegare le cose. A volte si dice che se ti abbassi al livello basso dell'interlocutore che hai di fronte, appunto tu abbassi il tuo livello, ma non è un problema, cioè siamo disponibili a parlare con tutti. Detto questo, evidentemente sia la 7 che a Report non hanno solo le orecchie d'asino, probabilmente hanno pure quelle, ma in più ci mettono anche un po' di malizia per andare addosso a una manifestazione, un evento internazionale che sarà un evento storico per Lombardia e Veneto. Ma veniamo al dunque. Incrocio durante un evento legato alle Olimpiadi un giornalista della 7 che mi dice: ma sul vostro sito voi stessi scrivete che la famosa, celeberrima pista di bob di Cortina verrà finita a luglio del 2026. Ma lo sapete che le Olimpiadi sono a febbraio? Allora, io per provare che le Olimpiadi e la pista di bob è pronta per le Olimpiadi, settimana scorsa, caro Sammy, sono fisicamente andato non solo a Cortina, ma sono andato sul bob, ok? Dai. Alessandro Morelli, che non è mai andato sulle montagne russe perché diceva agli amici da ragazzino ma tu sei matto che io vado lì sopra, sono fisicamente andato sulla pista di bob, sul bob, per testimoniare e dire: ragazzi, più di così cosa possiamo fare per farvi vedere che la pista di bob esiste, c'è, e i bobbisti oggi stanno scendendo. 2 settimane fa ci sono stati i mondiali di skeleton e slittino su quella pista. È chiaro che all'asino che avevo di fronte ho dovuto però illustrare la semplice verità, dicendogli: caro amico, è chiaro che per le Olimpiadi l'interesse dei campioni olimpici e del mondo delle televisioni è vedere la discesa del bob. Quindi agli olimpionici, che ci siano i 10.000 larici che pianteremo e l'erbetta intorno alla pista, che saranno la conclusione della realizzazione della infrastruttura che avverrà appunto nella prossima primavera, a loro non gliene frega un tubo, e non ce ne frega un tubo manco a noi, perché noi dobbiamo fare le Olimpiadi, quindi di mettere le erbette e le rondini con le margheritine ci interessa poco, anche perché probabilmente peraltro ci sarà la neve, ma lasciamo stare questa cosa. Dunque, per le Olimpiadi è pronta la pista di bob e quello che serve per l'evento Olimpiadi, e in seguito la pista di bob, quindi l'intero impianto, verrà reso aperto al pubblico con una rinaturalizzazione che prevede, essendo la pista in parte ipogea, cioè sotterranea, per evitare impatto sulla montagna, cose che ci hanno chiesto e che noi doverosamente abbiamo rispettato e fatto, è prevista la piantumazione, come ti dicevo, di migliaia di larici, la semina dell'erbetta. È evidente che non si può seminare l'erba a metà dicembre, ma questo non lo... Sammy, perdonami, perché a volte mi sembra quasi di dover spiegare l'ovvio, e appunto di aver di fronte degli asini, perché uno può anche essere
di parte e raccontare le cose parzialmente o con una vena polemica, però qua stiamo parlando proprio di un livello talmente basico che insomma quasi mi vergognavo dover dare questa illustrazione della risposta. Quindi noi abbiamo il sito migliore d'Europa riconosciuto a livello internazionale per la trasparenza, quindi al posto che dirci cavolo, siete il governo italiano, il ministero di Salvini ha fatto una cosa incredibile che non ha mai fatto nessuno, al posto che dirci questo sono andati a farci le pulci sulla chiusura esatta delle infrastrutture, non delle infrastrutture olimpiche, ma delle infrastrutture, per segnalarci e ricordarci che le infrastrutture chiuderanno nella totalità della loro, per la loro consegna alle varie amministrazioni dopo le Olimpiadi, che è una cosa normale, perché noi le opere adesso le facciamo per le Olimpiadi, punto. E in seguito chiaramente verranno concluse per mettere a disposizione del pubblico. Bastava una telefonata e immagino che all'asinello le orecchie sarebbero cadute, ma siccome chiaramente loro ci vogliono mettere la zizzania e vogliono creare appunto un po' di polemiche, per cui Sammy Varin butta via la sua serata a guardare la 7 e gli si storcono le budella e gli fa male il fegato, poi c'è Morelli il giorno dopo che gli spiega come vanno veramente queste cose e capisce che Varin, che aveva qualche dubbio, come magari qualcuno di noi e di voi ha visto Report, i servizi Report l'altra sera, in cui Salvini, intervistato sempre in maniera piuttosto polemica da una collega giornalista, a un certo punto fa: ma lei di che testata è? E questa di Report, e lui: mi era sorto un leggero dubbio su questo. Insomma, ci tocca lavorare anche con gli asini, ma noi figurati se ci tiriamo indietro. Come? Per fortuna che Morelli c'è, signori. Tanti WhatsApp al 340-6709-659 anche su questo argomento Olimpiadi, e ho visto anche molti giovani che si stanno interessando, i tedofori in giro con il sacro fuoco delle Olimpiadi e gireranno per tutta l'Italia. Ma attenzione, io che sono un po' il rompiballe della situazione, sono a pagina 2 di Libero, che scrive: Notav e antagonisti pronti a scendere al sud per spostare la rivolta sul ponte di Messina. Le forze dell'ordine sono pronti a dare la stretta su gruppi antagonisti che hanno messo a fuoco e a ferro la Val di Susa e le piazze italiane. Allarme alto sulle Olimpiadi e sul cantiere dell'opera sullo Stretto. La Verità, leggevo proprio ieri, non sulla Verità ma su un altro quotidiano, degli scontri in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine nell'ultimo weekend, cioè praticamente c'è Askatasuna che comanda. Ieri il quotidiano La Stampa scriveva che ormai tutti i comuni della Val di Susa sono concordi sull'utilità di questa ferrovia. Praticamente la rivolta Notav è portata avanti solo da Askatasuna, che probabilmente adesso prossimamente si guarderanno in faccia e diranno: vabbè, siamo gli unici pirla che fanno sta cosa, andiamo a rompere le palle da un'altra parte. Il timore è che ora si occupino del ponte di Messina o anche delle Olimpiadi. Morelli. Ma guarda, io a questo punto da componente di governo mi impegnerò anche col ministro Piantedosi per cercare di capire quali siano le fonti di finanziamento di questi personaggi, perché chiaramente Sammy, tu immaginati che domani Sammy Varin batte la testa, impazzisce e dice: vabbè, sono contro la TAV. Ma come fa Sammy Varin, che ha un lavoro, che tutti i giorni deve timbrare il cartellino, che deve fare, deve occuparsi dei figli, eccetera, eccetera, prendere e andare a fare un presidio permanente in mezzo ai bricchi, alle montagne, in questo caso della Val di Susa? Questo per anni è successo. Cioè, capite che c'è qualcosa che qualche domanda alla quale mancano delle risposte, perché è evidente che c'è qualcosa che non va e che se potrebbe anche essere che ci fossero dei ragazzi, dei giovani che ancora non, degli scapestrati che ancora non hanno un lavoro, non hanno una vita sociale, che ne so, e questi se ne vanno in mezzo ai bricchi e fanno la protesta a ferro e fuoco, lanciando le molotov contro la polizia. Va bene, adesso decidono di andare a Reggio Calabria, altrettanto va bene, ma numericamente
di cosa possiamo parlare? Di poche decine oggettivamente di poche decine di persone, non certo di una banda di personaggi, di un esercito di personaggi mossi da un'ideologia malata che li convince ad andare tra i bricchi con le molotov, le spranghe e le palle chiodate, pronti a far casino e a minacciare i poliziotti. Corretto? È evidente che c'è qualcosa che in qualche maniera per ora ci sfugge e di cui non siamo pienamente a conoscenza. Ma aggiungo ancora di più, figurati come fai ad andare dove devi realizzare il cantiere del ponte sullo stretto di Messina, e questo è positivo perché se alla sinistra, addirittura all'estrema sinistra, già si pongono il problema di dover piazzare la minaccia contro il ponte, significa che loro stessi si stanno mettendo il cuore in pace sul fatto che il ponte si farà. Perché, caro mio, altrimenti col cacchio che sarebbero lì a pensare alla strategia, dove mettere il campo base, il loro campo base, dove sistemare le loro spranghe, le loro molotov e le loro palle chiodate, giusto? Dunque, questo da un lato mi rassicura sul fatto che, come abbiamo sempre detto, malgrado tutto, malgrado le difficoltà col testone duro di Salvini, alla fine questa opera fondamentale per il paese si farà. Ma dall'altra parte mi chiedo, ma se dal lato Susa questi si piazzano in mezzo al bosco e diventa anche complicato andarli a prendere, ma come fanno a pensare e a minacciare di piazzare un loro campo base degli Askatasuna a Messina o a Reggio Calabria? Punto di domanda. Cioè, qua stiamo parlando di città. È una cosa totalmente differente, non lo sai, tra i bricchi e tra i caprioli e gli scoiattoli. Capisci che è differente. Ora dunque, se questi si stanno muovendo in quella direzione, è evidente che a questo punto non è più un lavoro semplicemente di repressione e di tutela del cantiere, dei cantieri, degli operatori che lavorano al cantiere, delle migliaia di persone che si dedicheranno alla costruzione di questo ponte, ma è una operazione di intelligence per cercare di capire come questi riescono a sbarcare il lunario, a mangiare la scatoletta di tonno, a trovare i fondi per far andare la macchina per arrivare fino ai bricchi della montagna, oppure dall'altra parte per pagare l'autostrada per arrivarci o il treno per arrivarci. Dunque capisci che adesso chiaramente il livello si deve alzare, anche perché se sul fronte della TAV comunque i lavori stanno procedendo alacremente, noi, come puoi immaginare, già con tutti i problemi che abbiamo avuto, burocratici, politici, per il processo legato alla realizzazione del ponte, figurati se abbiamo ulteriore voglia di perdere tempo con 4 debosciati che sicuramente hanno dei legami con qualcuno, e su questo bisogna fare delle adeguate indagini. Dicevo, figurati se abbiamo voglia di perdere tempo con questi. Ma chiaro. Senti, l'ultimo minuto lo dedichiamo a quel testone di Salvini, quello che è cresciuto con su questa cuffia parlando a questo microfono politicamente, quello che ha proposto ancora una volta la castrazione chimica per quei maledetti africani che hanno violentato la ragazza a Roma, quello che ancora oggi ha detto l'Ucraina ha perso la guerra, basta armi a Kiev, e chiaramente la stampa dice ecco il governo è divisivo con Salvini eccetera. Domani Matteo Salvini è a processo in Cassazione. Alessandro. Domani Matteo è a processo in Cassazione. Io ho fatto un video che potete trovare su YouTube nel quale vengono spiegati tutta la storia, viene spiegata tutta la storia legata a Open Arms, ai passaggi che ci sono stati, alle responsabilità, alle colpe politiche da un lato, e dall'altra parte dagli interessi delle ONG, che chiaramente anche qua è necessario un profondo lavoro di intelligence. Sono serviti delle intercettazioni da parte della Marina Militare per inchiodare alle loro responsabilità. Chiaramente figurati se qualcuno dal punto di vista giudiziario è intervenuto nei confronti di Open Arms di fronte a delle intercettazioni dei sottomarini della Marina Militare Italiana. Ma figurati, ma tu sei matto. E guarda, basta vedere Avvenire di oggi che in prima pagina dice niente asilo per 2/3 dei profughi.
Ma scusa, se sono profughi hanno diritto all'asilo, se non hanno diritto all'asilo non sono profughi, quindi niente asilo per i clandestini. Qua è proprio, vedi, è come vengono interpretate queste parole, vengono buttate lì e se nessuno, diciamo, interviene e mette i puntini sulle i come stiamo facendo noi, sedimentano e quindi rimangono lì, sedimentano e uno pensa, cavolo, però poveri profughi, a 2/3 di questi non gli è stato dato asilo. No, amici miei, i 2/3 sono clandestini e quindi a 1/3 delle persone che sono arrivate in Europa è stato dato lo status di profugo. Poi peraltro in una prossima puntata, visto che abbiamo finito il tempo, parleremo di come i profughi, in particolare ultimamente i siriani, stanno dando il meglio di sé in giro per l'Europa, ma anche tutto il resto, questi profughi stanno, diciamo, dando un adeguato esempio di come ci si comporta ad altre latitudini, però lo stanno facendo in Europa. Quindi domani c'è il processo a Salvini, io personalmente chiaramente lo seguirò, sono a disposizione della nostra radio per fare l'inviato sul campo per dare, insomma, gli aggiornamenti di prima mano. E io sto prendendo appunti. Grazie al sottosegretario Alessandro Morelli. Buon lavoro Alessandro. Grazie a te Sam. Avete ascoltato l'Italia da fare. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce.